Aggiornamenti importanti sul mercato del Napoli. Prima di continuare, non dimenticate di lasciare il vostro like e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna notizia dal dietro le quinte del club. Antonio Conte è stato chiaro dopo la partita contro l'Atalanta. Il sostituto di Kvicha Kvaratskhelia deve essere un giocatore importante, che abbia già dimostrato la maturità e la capacità di esprimersi ad alto livello. In questo scenario, il nome di Alejandro Garnacho resta l'opzione principale per l'attacco del Napoli. Il giovane argentino, a soli 20 anni, ha già collezionato 115 presenze con il Manchester United, il che lo rende una scelta solida e affidabile per colmare l'assenza della stella georgiana. Secondo l'esperto di calcio internazionale Antonello Gallo, il Napoli ha già presentato un'offerta di circa 60 milioni di euro al Manchester United, dimostrando che il club è disposto a investire molto per soddisfare le richieste di Conte. Tuttavia, Gallo ha anche evidenziato un'alternativa nel caso in cui l'affare per Garnacho non si concluda. Dodi Lukebakio, attualmente al Siviglia, è raccomandato da Romelu Lukaku, con il quale ha giocato nella nazionale belga. Nonostante Lukebakio sia un attaccante di talento, il suo arrivo al Napoli dipenderebbe da un eventuale fallimento della trattativa con Garnacho, cosa che, secondo Gallo, potrebbe avvenire a causa dell'inesperienza del direttore sportivo Giovanni Manna nel trattare con il club inglese. Questa situazione pone degli interrogativi. Il Napoli riuscirà a ingaggiare Garnacho o dovrà ricorrere al piano B? Per Conte l'argentino è la priorità assoluta, ma il tempo stringe e la trattativa potrebbe essere decisiva nei prossimi giorni. Cosa ne pensate? Garnacho è il nome giusto per il Napoli o anche Lukebakio sarebbe una buona soluzione? Lasciate un commento e continuate a seguire tutti gli aggiornamenti di mercato del club.